Prosegue la preparazione precampionato della Nurese che ieri ha sostenuto un buon test contro il Latte Dolce, squadra che milita in eccellenza e che si candida ad un ruolo da protagonista. Per la cronaca la gara del Froghieri è terminata col punteggio di 1-1, gli ospiti sono passati in vantaggio con Usai, mentre nella ripresa ha pareggiato per la Nurese Napoletano. Ma al di là dei rilievi statistici, l'amichevole ha rappresentato per il tecnico della Nurese Marco Mariotti l'occasione per vedere all'opera i suoi ragazzi contro una formazione quadrata con uomini di esperienza capitanati dall'ex verdazzurro Pierpaolo Garau che difende ora la porta dei sassaresi. Il tecnico verdazzurro ha schierato una formazione che per 10 undicesimi ha ricalcato quella vista all'opera contro il Talor Gavoi. In campo nel primo tempo sono scesi Frasca in porta, Nuovo Danese Bagaglini e Pingitore in difesa, Cadao, Bianchi, Pisano e Biagiotti a centrocampo, Wilson e K in attacco. Nella ripresa spazio alla girandola di cambi. La squadra ha cercato di fare la partita andando a più riprese vicino al gol. Ha subito lo svantaggio grazie a un Eurogol della squadra di Massimiliano Pava, ma ha reagito ed è riuscita a trovare il pareggio. La Nurese comunque è in crescita anche se ancora risente dei pesanti carichi di lavoro. Ha le idee giuste ma spesso le gambe non girano nella velocità adatta per concretizzare il tutto. Ma questa è una condizione normale allo stato attuale della preparazione. La fase di scarico e di ricerca della velocità arriverà presto e allora la squadra potrà esprimere tutto il suo potenziale atletico che sembra al momento notevole.